Ciao. 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 Piacere, sono Olivia di Ascoli. Pistacchio di Bronte. Ah, ciao. Senti, allora, Pisti, io credo che il nostro corpo, no, dica molto così della persona che siamo proprio. Infatti ho 7 tatuaggi e 5 piercing. Io ho 2 bypass e 4 emorroidi. Quindi... Allora sì. Sì, cosa fai nella vita, Pisti? Ok, te lo dico? Sì. Allora, piccola, tieniti forte, io sono il coreografo di Gianluca Vacchi. Caspita, Sì. ma sei ballerino? No, perito agrario. Ah, ecco, no, sì, ho capito. Che cosa, scusa? No, tante cose. Ah, ok. Senti, Ok. sai che io proprio ho rivoluzionato la mia vita per il climate change, no? E allora adesso è niente bike sharing, recycle, plastic free, così tu? Ma no, io mi trovo bene su YouPorn. Non lascio la strada cioè. Senti, sei molto bella, sei una delle ragazze più belle che ho visto qui allo Speed Date. Se permetti faccio una foto per il mio amico perché... Va bene, vado? Sì. Ok, fatta. Grazie. E mi ha già risposto, bellissima ragazza, e poi altre cose che non sto a dirti, ok? Senti, posso fare anch'io allora un selfie? Beh, certo, C'è la ci mia mancherebbe amica altro, Chiara vai. che mi Sì, dice, ma come va? Vai, eccomi qua, ci siamo? Ecco. Ti è arrivata la notifica, credo, eh? Sì. Sì. Dico, mi sembra che è arrivata ti ha risposto la tua amica Chiara, credo, no? Guarda, no, scusami. No, dico, guarda se ti è arrivata la... Cosa? Ha risposto? Scherza. Ho capito, ma cosa sta dicendo, Sì. scusami? Cosa? Dimmelo, no? No, dice... Eh. Ma non dovevi essere allo speed date, sei ancora fuori col cane? Esci da solo, ti tiro la pallina, non so No. come preferisci. Ok, grazie. Faccio io, grazie, faccio io. Ciao, io sono Dolores di Pamplona, la toriera che non perdona. Tu? Il Guido di Campobasso che se vede un toro si caga addosso. Ah, bene, dai. Senti, allora, Guido. Sì. Guido. Sì. Scusami, sono un po' così perché stamattina ho fatto la terza dose. E quindi... No, io stasera un bis di primi, Ah, figurati. e quindi sì, anche tu, e quindi sì, anche sì, tu, sì. Sì. Senti, cosa fai nella vita? Ma io lavoro con gli animali, Ah. io faccio la toeletta ai cani, abbaiano, guarda. Io sciolgo le trecce ai cavalli, ballano. Ah, ok. Senti, Sì. Guido. Sì. Senti, arriviamo subito al dunque. Ci sto. Qual è il tuo sogno erotico, Guido? Allora, il mio sogno... Il mio sogno erotico che cazzo vuoi da fare? Cioè, è proprio farlo con un vatusso alle falde del Kilimangiaro. Per Ponzi. Tu? Ma no, a me basta ciulare da Trieste in giù, guarda. Ah, ok. Beh, tanti auguri, Guido. Sì, Tanti sì, auguri. sì. Grazie Dolores, Grazie, sì. perché stasera mi hai ricordato che la bellezza esiste. Beh, no, grazie a te, mi hai ricordato che domani devo buttare l'umido. Sì. Grazie. Ciao, grazie. Ancora ciao, grazie. Ciao. Piacere, azzurra di Terni? Nero di seppia, ciao. Allora, Sì. Nero, io ho creato questa associazione che si chiama Pro Bona. Pro Bona? Sì, per la salvaguardia delle belle fighe. Sì. Una cosa ammirevole. Allora, diciamo la particolarità proprio più importante delle belle fighe è proprio che loro, da salvaguardare, che loro la danno sì e no, capisci? Cioè la danno ma così, non so se capisci. È un argomento che conosco a perfezione. Sì, no, ecco, allora, Proprio cioè... posso insegnare... attenzione, sembra che... Ma dov'è? No? Cioè, ti giri, non c'è più. 1, 2, 3, bella figa, non c'è. 1, 2, 3, bella figa, dov'è? capito, una Ecco, roba- l'ho vista, sì, sta fatta.
tipo Squid Game. Una roba Sì, così, sì. capito? Che proprio è una... Cioè, ti dico... guarda, ce l'ho qua, guarda. Fuori, ragazzi. No, sto caduta, è scappata. Dov'è? Sì, pronto, buonasera. Posso parlare con Greta Thunberg? Sì. No, sì, ciao Greta. No, le cose peggiorano vista d'occhio. Sì, c'è in giro una foca che parla. Sì. Se ti chiami tu Greenpeace? Brava. Così io poi ti regalo lo shampoo, quella all'ortica per le treccine. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, stammi bene, ciao. Salve, sono Gedeone, il maniaco di Parco Sempione. Non fa tanto ridere. Scusi. Gedeone, scusi un attimo. È uguale, aspetti un attimo. Aspetti, no, anzi faccio... No, scusi, No. No. Vabbè, forse è il freddo, perché No. quando viene l'inverno succede... No, ma guardi, un attimo, No, niente, devo andare dall'oculista, guardi. No, no, è proprio lui che è sfocato, succede... ok. Me l'hanno già detto altri. Posso? Prego. Scusi, mi permetta? No, niente, dai, non si riesce, niente. Come facciamo? Guardi, allora Gedeone, mi mandi su WhatsApp la posizione, che io così proprio non riesco a trovarlo. Gentilmente, Bravo, grazie. Ciao, Ciao. accomodati, Grazie, prego. eccomi qua. Sì, eccomi qua. Di cosa mi vuoi parlare? Beh, io ti parlerei un po' di me, così tanto per rompere il ghiaccio, no? Conoscerci un po' meglio. No, De Angelis, io oggi la interrogo. Ha detto che spiegava, anche la classe lo sapeva. Vabbè, comunque. Cosa ha detto Noè agli animali prima di farli salire sull'arca? Ippopotamo, giraffa, senza Green Pass non si entra. No, De Angelis, no. Scusi. Seconda domanda. Sì. Cosa disse Giulio Cesare dopo aver ricevuto le 35 coltellate? Ragazzi, cazzo, non sono mica un Emmental. Suggerisci, ti prego. Ma. Parliamo di medicina. Sì. Come si chiama quella cosa blu che gli uomini prendono per combattere l'impotenza? La Porsche. No, è quello, no? Senta De Angelis, lei non ha studiato, vero? Sì, no, ma infatti no, non ho potuto studiare perché ho avuto dei problemi. Ho dovuto accompagnare mio nonno a comprarsi la Guépierre di Damiano dei Maneskin. Senta De Angelis, le faccio l'ultima domanda. Se non risponde le do un bel 4. Sì. Ha capito? Sì. Geometria. Ha studiato il triangolo? Il triangolo no? Tutti assieme. Non l'avevo considerato. Per favore, esca fuori, per favore, esca fuori. Marta Zoboli e Gianluca De